I primi ad entrare sono stati gli alunni delle scuole medie alle 8.05, prove di distanziamento all'esterno, misurando il metro con le braccia aperte. 34 è 8. No, proviamo di nuovo, dai. Come? 36. Ah, ecco. Si misura la febbre, poi una spruzzata di gel all'entrata, la mascherina sul volto fino a quando non ci si siede in classe. Zaini e astucci ora posati sul proprio banco, ci sono anche mascherine e disinfettanti. Ecco come riparte la scuola a Vo, nelle stesse aule che nei giorni critici di febbraio hanno ospitato medici ed infermieri che effettuavano i tamponi. Ora è ritornato l'allegro vociare degli studenti. Maestra Jessica Maestra Cristina, E maestro Riccardo? vi dicono torna Ti! bentornati! Bentornati! viva la scuola! Viva la scuola! Ore 8.15 arrivano i più piccoli, gli alunni delle elementari, per loro un'accoglienza speciale delle maestre. Si salutano mamma e papà fuori dal cancello, pronti a scattare foto, sorrisi felici, imparano i percorsi da seguire per arrivare in aula. Saranno giorni emozionanti non solo per chi ci si riappropria degli spazi, ma anche per il lavoro da fare in attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli ultimi ad entrare sono i bambini che iniziano la prima elementare. Accompagnati da un solo genitore, ascoltano in giardino il discorso di benvenuto degli insegnanti. Per loro il regalo, una matita con il sole. Zaini nuovi di zecca, colmi di quaderni e soprattutto tante aspettative per un inizio di scuola che certo non immaginavano così, ma che ricorderanno per tutta la vita.